Pronti? 1, 2, 3. È buono questa volta il segnale ed è Alvaro che va subito a condurre nei confronti di Aligero dei Rum all'esterno. L'errore di Alvaro a metà piegata Numero e lascia 1 così al comando Alvaro Ariel GSO nei squalificato. confronti di Aligero dei Rum. All'esterno veloce Astecca Dimar che cerca di portarsi su Ariel GSO dopo 300 metri di gara, insiste VP dell'Annunziata e si avvantaggia, ottiene strada a 400 metri. Intanto all'esterno c'è già Ateco degli Dei, 31,6 quarto iniziale. E insiste Ateco degli Dei, attacca Stecca Dimar dopo 600 metri di gara, i due alle prese. Ateco insiste, passa in vantaggio e sfonda sullo stesso Astecca Dimar. Tanto i 46,9 per i primi 600. In terza posizione si mantiene Ariel GSO davanti ad Aligero dei Rum. 1-2-1 il passaggio agli 800. All'esterno cerca la risalita. Arta Terme Jet è seguito nell'azione da Aleandro ZS e quindi anche Annie Pan. Tanto 1.19.2 per il chilometro iniziale, c'è stato l'errore di Astecca Numero Dimar 8 Astecca il Dimar vantaggio è sempre squalificato. Ateco degli Dei. A un giro dalla conclusione al Salchi agisce Arta Terme Jet, mentre lungo la corda Ariel GSO è raggiunto da Leandro ZS che si trascina Annie Pan. Lungo la corda Aligero dei Rum, siamo a 600 dalla conclusione. Ora il parziale in 15,4 per Ateco degli Dei. Viene in terza ruota Leandro ZS, va su Arta Terme Jet a 400 dalla conclusione e cerca l'aggancio con Ateco degli Dei. I due alle prese a metà della curva conclusiva. Ateco cerca l'allungo, ci prova Leandro ZS, più indietro Annie Pan. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Ateco degli Dei che spara un 14,7, cerca di andarsene ma Aleandro ci prova ancora. Ateco si difende, Aleandro insiste, finale con Ateco degli Dei che controlla fin sul palo Leandro ZS, al terzo chiude Annie Pan. La vittoria per Ateco degli Dei, Federico Esposito, la quarta in carriera per il allievo dei Gozzadoro che mantiene così l'imbattibilità. 3,14 la quota al totalizzatore. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo con Ateco degli Dei che controlla Leandro ZS che si avvicina ma non può nulla e Ateco degli Dei rimane così imbattuto dopo 4 uscite. Secondo posto per Leandro ZS, al terzo Annie Pan.